Mentre le buche restano sulle strade a costituire un tranello per gli automobilisti, la Guardia di Finanza scova altri presunti responsabili dell'inchiesta denominata Buche d'Oro su un presunto giro di mazzette che coinvolge in primo luogo l'ANAS. Nelle ultime ore le Fiamme Gialle hanno eseguito altri arresti di funzionari e di imprenditori operanti nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo. Per quanto riguarda l'Agrigentino, ad essere arrestato e posto ai domiciliari è un imprenditore di Favara. Oggetto dell'inchiesta sono i lavori di messa in sicurezza nella parte orientale e centrale della Sicilia. Ovviamente quando si parla di strade pericolose ci si riferisce anche a quelli dei centri urbani come Agrigento, dove solo in questi giorni si sta riparando qualche buca. Ma è difficile credere che le statali sottoposte alla giurisdizione dell'ANAS, lasciate in condizioni talvolta pietose, potessero rientrare in un discorso molto più ampio, tale da creare un vero e proprio scandalo che coinvolge funzionari dell'azienda, tantissime volte chiamata in causa proprio per le disastrose condizioni delle principali arterie stradali che direttamente o indirettamente riguardano la provincia di Agrigento. Tra le tante vergogne alle quali i cittadini si sono abituati, questa che vede coinvolta proprio l'ANAS sicuramente è la più odiosa e non sono certo i cosiddetti pesci piccoli, ammesso che ci siano, a fare notizia.